Anche Agrigento oggi manifesta, i lavoratori dell'Agenzia delle Entrate scendono in piazza, in questo caso una sospensione di diverse ore di lavoro, un'assemblea generale per rivendicare uno stato di necessità e di crisi che anche i lavoratori dello Stato e l'Agenzia delle Entrate hanno. L'Agenzia delle Entrate, insieme in realtà anche all'Agenzia delle Dogane, oggi aderisce a uno stato di agitazione proclamato a livello nazionale che ha come scopo quello di denunciare appunto la carenza di personale, ma in modo particolare la mancanza di investimenti, di risorse fresche in termini di capitale umano per poter effettivamente, non solo a parole, contrastare l'evasione fiscale. Qui siamo in una situazione di paradosso, il 2019 si è chiuso con il non rinnovo degli articoli 17 e 18, che sono sostanzialmente le indennità dei quadri intermedi per poter appunto rappresentare l'agenzia all'esterno e comunque coordinare i team, e quindi in una situazione di carenza di personale, mancanza di specializzazioni che possono rappresentare l'ente, difficilmente si potrà combattere l'evasione. Quindi noi come organizzazione territoriale non possiamo far altro che unirci a questo stato di malessere dei lavoratori e abbiamo la necessità di far sentire all'utenza, alla cittadinanza, che se funzionano i servizi questo può essere una cosa positiva anche per loro. Tutto si concluderà giorno 6 con una manifestazione nazionale che avrà lo scopo di far presente che la soluzione dovrà essere presa prima che sia troppo tardi e vengano meno i servizi essenziali dei cittadini. Insieme unitariamente alle varie sigle CGIL, CISL, UIL, UNZA e unitamente alle RSU di tutta Italia, insieme in tutti gli uffici d'Italia ci siamo riuniti in un sit-in o in assemblee per il riferimento allo stato di agitazione nazionale. Per protestare la carenza di personale drammatica, direi, all'interno degli uffici, esternare il malessere all'interno degli uffici che vive oggi il lavoratore, il disagio e che cerca soltanto serenità nella lavorazione delle pratiche. Carenza di personale a seguito di quota 100, 4.500 unità di personale che è andato via negli ultimi 2 anni e che è solo stato sostituito dal punto di vista dell'Agenzia delle Entrate soltanto un concorso di 510 persone che prenderanno servizio a breve e che però siamo fuori tempo massimo per la lavorazione delle pratiche, le cui scadenze incombono. Siamo a rischio di raggiungere gli obiettivi a livello nazionale. I sindacati unitari, compreso il mio, hanno manifestato il disagio che si vive negli uffici, anche perché questo contrasto all'evasione tanto famigerato nei salotti della politica, tanto propagandato, di fatto perde terreno nella sua efficacia, proprio perché non c'è chi può fare il contrasto all'evasione, perché già a malapena si cerca di fare assistenza al contribuente e l'azione accertatrice spesso e volentieri non può essere non siamo nel pieno delle nostre funzioni proprio per questi motivi. Abbiamo deciso di iniziare questa forma di agitazione, appunto, che forse quasi sicuramente si concluderà con uno sciopero vero e proprio, perché negli ultimi anni abbiamo avuto un aumento di carichi di lavoro e vi è stato appunto un pensionamento, diciamo, quasi anticipato per via della quota 100, 4.500 persone nell'ultimo biennio sono andate in pensione e queste persone non sono state rimpinguate da parte di nessun'altra, non sono stati fatti dei concorsi, è solo stato fatto un misero concorso di 450 persone a fronte appunto di 2.400 che sono andati via. Questo comporta, diciamo, che un dolore, una sofferenza di natura economica, sociale anche alle persone e alle famiglie che si vedono, i nostri colleghi, noi dipendenti ci vediamo appunto sormontati da un carico di lavoro eccessivo che non è più tollerabile. Per finire vi è stata appunto la cessazione del rapporto di lavoro del nostro direttore generale, a breve ci sarà quella del direttore del personale e diciamo che siamo abbandonati a noi stessi.